Buon pomeriggio a tutti, bentornate e bentornati a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico. Un festival organizzato da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo come sempre gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e tutti i numerosi partner e media partner che l'hanno sostenuta a vario titolo. Siamo a Padova, trasmettiamo in diretta dalla Sala della Carità, potete seguirci sulla pagina Facebook di Cambio Gioco oppure sul canale YouTube dell'UL6. Vi ricordo come sempre che potete scaricare l'intero programma e tutto il materiale promozionale dal sito www.cambiogiocoul6.it. Sul sito trovate tutti questi materiali, ma soprattutto restano a vostra disposizione le videoregistrazioni di tutti gli interventi dei nostri esperti, sia di quest'anno, seconda edizione, che dell'anno passato. In questa settimana stiamo parlando di prevenzione, di promozione della salute, grazie alla presenza di numerose personalità nazionali e internazionali che portano il loro contributo da molteplici punti di vista, quindi dal punto di vista psicologico, educativo, ma anche contributi sulla gestione del denaro, contributi di natura filosofica da parte delle neuroscienze e, come sarà oggi, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie e molto altro. Vi invitiamo quindi anche a rilanciare i nostri materiali e le dirette sui vostri canali social e ringraziamo le molte persone che già stanno contribuendo in questo senso al festival. Vi ricordiamo che potete anche intervenire commentando le dirette sui canali social oppure scrivendo delle domande che poi noi gireremo ai nostri relatori. Qui con noi oggi c'è la dottoressa Cristiana Naccarella, responsabile dell'unità operativa semplice di neuropsichiatria del distretto 1 ULS 5 Polesana, che al termine dell'incontro ci aiuterà a fare una prima riflessione ed eventualmente potrà porre una prima domanda ai nostri relatori di oggi. La ringraziamo per essere presente. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie per essere qui. Passo ora la parola per un saluto istituzionale al dottor Salvatore Lobello, direttore facente funzione dell'unità operativa complessa del SER di Padova. Benvenuto dottore, si accomodi pure qui. Grazie. Grazie e ancora una volta è un piacere grandissimo essere qui. È un piacere grande perché questo incontro, questa settimana di incontro è diventata qualcosa di veramente importante. L'anno scorso eravamo già molto felici di come andavano le cose, ma quest'anno credo che ci avviamo a essere nettamente superiori allo scorso anno. Mi colpisce molto la partecipazione dei giovani, le classi che la mattina intervengono online nelle varie sessioni che vengono affrontate e credo che questo sia un patrimonio grande, importante, perché tante volte noi che lavoriamo nei servizi diciamo che raggiungere i giovani è difficile, perché i giovani hanno diverse percezioni di normalità rispetto a quella che noi pensiamo. E quindi il sapere che attraverso il coinvolgimento delle scuole riusciamo ad avere sempre di più una platea interessata è molto molto importante, anche se poi noi sappiamo perfettamente che quando pensiamo al gioco pensiamo a qualcosa di assolutamente trasversale che spesso e volentieri non rispetta criteri di età e che invece raggiunge le più varie fasce della nostra popolazione. Io sono molto orgoglioso di essere qui a rappresentare l'unità operativa complessa del SER di Padova e Pieve di Sacco. Sono contento di essere qui anche per portare i saluti della nostra direzione, della direzione dell'ULS 6 Euganea, ma in particolare sono contento oggi perché oggi saluto, che è presente qui in sala, chi mi rileverà nel ruolo di direttore da lunedì, quindi è proprio prossima, ed è la dottoressa Valeria Zavan, a cui veramente faccio il mio in bocca al lupo per quello che dovrà fare e per quello che tanto che c'è da fare nel nostro ambito e soprattutto la speranza di poter essere un po' di aiuto anche per lei in questa sua in suo nuovo incarico. Quindi grazie a tutti quanti i relatori,
grazie soprattutto alla passione che ci stanno mettendo, e quindi spero che la parte iniziale debba lasciare invece il campo alle cose importanti, quelle che adesso ci diranno i relatori impegnati. Grazie a tutti. Grazie a lei, dottor Lobello. L'incontro di oggi pomeriggio si intitola Navigare sicuri, progetti per la protezione dei minori nel grande mare digitale. Parleremo in questo incontro delle conseguenze della navigazione autonoma su internet in età pediatrica, ma anche cercheremo di dare conto delle esperienze che invece possono accompagnare i minori in un accesso graduale, guidato e sostenuto da adulti competenti e responsabili, soprattutto che lavorano insieme. Di questo parleremo con i nostri relatori. Abbiamo con noi in presenza il dottor Marco Grollo, educatore, formatore, fondatore dell'associazione MEC. Benvenuto Marco Grollo. E abbiamo in videocollegamento il professor Marco Gui, professore associato e direttore del Centro di Ricerca Benessere Digitale dell'Università di Milano Bicocca. Ben trovato, professore. Buonasera, grazie per essere con noi. Prima di passare la parola ai nostri relatori, ricordo a tutte le persone che ci seguono da casa che possono porre eventuali domande e commentare il nostro festival anche tramite messaggi WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, che è il 370-318-6802. Non mi resta che augurare a tutti voi buon incontro e lasciare la parola a Marco Grollo e Marco Gui. Bene, grazie. Grazie molte per l'invito, grazie a tutti i presenti e a quelli che ci seguono online. Il tema è abbastanza impegnativo, direi, perché quando parliamo di benessere digitale sono due parole che facciamo fatica a volte a mettere insieme. Io partirei proprio da qui e approfitterei immediatamente della presenza, anche se collegato con noi online, del professor Marco Gui, visto che dirige un centro che si chiama proprio Centro per il Benessere Digitale. Avevamo pensato di iniziare questa chiacchierata insieme cercando di capire che cos'è, quindi di provare a dare una nostra definizione di benessere digitale. Quindi io partirei direttamente da qui e quindi gli rivolgo subito una domanda, che è questa, se può provare a darci una definizione così di che cos'è il benessere digitale, poi ci ragioniamo insieme. A te Marco. Ottimo, grazie Marco, mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Sì. Perfetto. Allora, benessere digitale è, come dire, potrebbe essere tutto della nostra vita online, e perché la quantità di tempo che noi passiamo negli ambienti digitali oggi è veramente molto elevata. Ci sono delle statistiche che confermano che questo tempo è ormai superiore alla metà delle ore di veglia per la grande maggioranza della popolazione, quasi in tutto il mondo. Però, diciamo, quando si usa questo termine nella letteratura e anche nella divulgazione, si tende a fare riferimento a un insieme un po' più ristretto di problemi che sono emersi non proprio all'inizio della rivoluzione digitale, quando ci si concentrava più su problemi di selezione delle informazioni, di relazioni umane, ma sono emersi soprattutto a partire dal 2010, quando a internet, ai social media che già preesistevano, si è aggiunto anche lo smartphone e la capacità quindi di dispositivi personali di farci stare sempre collegati. E quindi alla sfida che noi abbiamo di trovare un equilibrio tra le attività che facciamo online e le attività che facciamo offline, tenendo conto che queste hanno una natura spesso diversa. E quindi il benessere digitale è venuto a indicare la capacità di incanalare il potenziale della vita online nella direzione degli obiettivi che noi riteniamo significativi, che ci fanno stare bene, che ci rendono felici, che ci riempiono la vita. E quindi il benessere digitale è quella condizione che si raggiunge quando si riesce a fare tesoro di questa potenzialità, senza che invece il digitale diventi un ostacolo
per il benessere, per la realizzazione, cosa che sempre più spesso avviene, e lo segnalano molte ricerche nazionali e internazionali, cioè il fatto che le persone trovano crescente difficoltà a gestire questa onnipresenza che è un problema di quantità di messaggi, quantità di contenuti, quantità di interruzioni, notifiche, ma è anche un problema di qualità. Qualità, cioè il fatto di essere continuamente sovrastimolati, di non riuscire a trovare un equilibrio tra la frammentazione dell'attenzione a cui spingono le tecnologie attuali e invece la concentrazione dell'attenzione, che è una parte fondamentale anche di ciò che ci fa stare bene. E poi la qualità, anche perché i contenuti che noi troviamo online oggi, a causa dei modelli di business che sono quelli imperanti, sono contenuti particolarmente attraenti, quindi che ci attraggono sul breve periodo, ci consegnano, ci offrono un immediato piacere, gratificazione, e questa attrattiva può far lasciare sullo sfondo invece attività più faticose ma più significative per noi. Quindi benessere digitale è la nostra capacità di destreggiarci in questo ambiente così così sovrastimolante e trovare il nostro equilibrio, quello che ci fa stare bene. Grazie Marco. Aggiungo un mio pensiero a completamento di quello che dicevi. Rispetto a questo tema su cui veramente abbiamo ragionato parecchio, io direi questo, che c'è una netta differenza tra il benessere digitale pensato e immaginato per i bambini e i ragazzi e quello per gli adulti. Secondo la mia opinione, il benessere digitale per i ragazzi e i bambini è la fortuna di avere un genitore che regola, che mette dei limiti e che è in grado di bilanciare l'attività digitale con il diritto all'analogico, come qualcuno scriveva poco fa sui giornali, che secondo me è un concetto molto interessante e sempre più importante per i bambini e per i ragazzi. Mentre per gli adulti sono abbastanza d'accordo con te che il vero tema è l'iperconnessione, cioè il fatto che la nostra vita è diventata un po' come era prima la televisione e poi come sono adesso YouTube e i social, e cioè un continuum senza pause, senza spazi. Noi ci svegliamo la mattina, siamo già in ritardo, passiamo da una cosa all'altra, non ci sono più pause. E questo ovviamente è una sfida veramente interessante per gli adulti, perché poi alla fine alcune cose significative e alcuni pensieri e anche la creatività, tutto quello che non può emergere dal flusso ma emerge nelle pause, quando noi ci prendiamo il tempo per mettere insieme i pensieri e per far emergere anche da noi stessi quello che pensiamo. Quindi dividerei molto nettamente proprio questo tema, pensando poi a quello che diremo che riguarda poi i bambini e i ragazzi, che sono un po' il focus del nostro lavoro, e a quello che invece è il mondo adulto, che è veramente stato, secondo me, investito pesantemente, insomma, dall'impatto e dalla presenza massiccia delle tecnologie. Bene, noi pensavamo di dividere questa... Prego. No, mi hai fatto venire in mente un altro aspetto collegato a quello che dici tu, cioè l'equilibrio tra virtuale e reale. Allora, qualche anno fa, se si distingueva virtuale e reale, si veniva subito attaccati, perché si diceva virtuale e reale non sono distinguibili. E a questo modo di vedere ha contribuito anche quella fortunata etichetta di on life, quella fortunata diciamo concetto, che ovviamente ha delle ragioni, ma tende a mettere in secondo piano il fatto che virtuale e reale, e qualcuno continua a chiamarli così con orgoglio, per esempio il dottor Pellai, hanno delle caratteristiche molto diverse per la nostra vita. Per esempio le relazioni online o offline hanno una ricchezza comunicativa molto diversa. Ecco, questo concetto che virtuale e reale sono la stessa cosa ha rischiato di mettere in secondo piano questo aspetto, che invece a me sembra stia venendo
a galla molto chiaramente oggi, forse dopo la pandemia lo capiamo di più, e quindi capiamo che abbiamo bisogno di un equilibrio di vita in cui ci siano un bel po' di esperienze offline che fanno bene al nostro fisico, fanno bene alle nostre relazioni, e quelle che abbiamo online devono essere delle esperienze significative ma che al massimo possono supportare le nostre esperienze offline. Ecco, aggiungo questa nota a quello che avevi detto tu. Ti ringrazio. Noi pensavamo di dividere questa chiacchierata, questo confronto in due parti. Nella prima proviamo insieme appunto con l'aiuto del professor Gui a capire un po' qual è il contesto in cui ci muoviamo qui, che cosa ci dice la ricerca, poi rispetto proprio all'accesso di internet da parte dei bambini e dei ragazzi, i vantaggi, gli svantaggi e in qualche modo questo tema veramente forte, potente, sentito da tantissime famiglie, da tantissimi genitori, dell'arrivo dello smartphone nelle dinamiche familiari, nelle abitudini, anche all'interno della scuola, e tutto quello che diciamo il digitale ha comportato nella vita dei bambini e dei ragazzi. E quindi il professor Marco Gui appunto ci farà una panoramica su questo contesto, anche partendo dal fatto che ha svolto proprio delle ricerche in particolare sull'impatto delle tecnologie poi su vari ambiti della vita dei bambini e dei ragazzi. E nella seconda parte vi presenteremo alcuni progetti, quindi alcune attività pratiche, perché poi il nostro approccio è pedagogico, quindi ci interessa l'analisi ma ci interessa anche fare delle cose, e quindi alcuni progetti diciamo di sistema attraverso i quali è possibile lavorare sul benessere digitale praticamente, cioè facendo delle azioni nel territorio, quindi coinvolgendo, come vedremo, alcuni professionisti che non sono solo tipicamente gli insegnanti o i genitori, ma per esempio i pediatri di famiglia, i servizi sanitari, e quali sono alcune delle proposte che possono essere interessanti perché hanno carattere sistemico, cioè cercano di non fare il progetto che inizia e termina, ma di introdurre una modalità sistemica di intervento, cioè qualcosa che va avanti nel tempo, che continua e che quindi è poi generativo. Quindi io darei subito la parola al professor Gui, e così ci fa una panoramica un po' dello stato dell'arte, come si dice, e cerchiamo di capire a che punto siamo proprio rispetto a questo tema dell'utilizzo degli smartphone, su cui c'è un ampio dibattito. Ogni tanto c'è appunto qualcuno che anche a livello autorevole, per esempio il ministro a un certo punto poche settimane fa ha detto basta con i tablet, basta con gli smartphone nelle scuole, poi invece dall'altra parte abbiamo i fondi del PNR che stanno riversando milionate di euro e che costringono tutte le scuole a dotarsi di attrezzature, eccetera, adesso anche per fortuna della formazione docenti, quindi un po' questo, capire un po' in che contesto siamo e soprattutto che cosa ci racconta poi la ricerca su questo, perché è molto importante anche non partire solo dalle nostre opinioni personali, ma partire anche da chi ha fatto ricerca su questo tema e ci può raccontare un po' di dati che ci servono molto, insomma. A te. Allora, tu Marco, dopo interrompimi se sforo il tempo che ho a disposizione. Dunque, si potrebbero fare due discorsi per fare una sintesi dello stato dell'arte in cui ci troviamo, che c'è oggi su questi temi. Intanto parlare del discorso pubblico e poi parlare della ricerca, perché sono due cose in gran parte indipendenti. Allora, il discorso pubblico noi sappiamo che ondeggia tra il pessimismo e l'ottimismo. Noi sappiamo che ogni volta che nella storia è arrivata una nuova tecnologia ci sono state le paure e ci sono state le eccessive paure in molti casi, e ci sono stati anche gli ottimismi eccessivi. Ora, ripercorrendo un po' la storia di queste paure, di questi ottimismi, vediamo che nell'era digitale la parte dell'entusiasmo iniziale è stata molto importante, molto si potrebbe parlare di una bolla sostanzialmente, e una bolla che si sta leggermente sgonfiando solo a partire dal 2015-2016 e con una accelerazione di questo sgonfiamento da dopo la pandemia.
Quindi che cosa ha portato quella prima bolla di entusiasmi che hanno delle ragioni sociali, economiche per cui sono cresciuti? Ha portato a delle politiche di introduzione massiccia del digitale anche nelle fasce più basse della popolazione per età, quindi bambini, adolescenti. Un'altra etichetta famosa è quella di nativi digitali, che suggeriva il fatto che con la digitalizzazione stesse cambiando anche antropologicamente il bambino, l'essere umano, e che quindi bisognava rispondere con urgenza, con sicurezza nella direzione di introduzione di questi media. Questo tipo di retorica, diciamo così, ha influenzato certo le politiche scolastiche, ha influenzato però anche le famiglie, che hanno sentito un supporto istituzionale nel abbassare l'età della navigazione insieme ai genitori, ma anche autonoma, sempre di più. Quindi quello che si è visto nelle statistiche è un abbassamento di questa età, nella convinzione che questo facesse bene ai bambini, sviluppasse la loro creatività, le loro competenze digitali, eccetera, eccetera. Come dicevo, questa bolla si sta in parte sgonfiando, ma ad opera di alcuni scandali, per esempio lo scandalo Cambridge Analytica, poi la pandemia, diciamo fare esperienza di una serie di effetti collaterali di questa digitalizzazione così diffusa. Venendo allo smartphone più in particolare, che ricordava Marco, anche lì vediamo queste ondate, no? Nel 2017 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato questo decalogo per l'uso dello smartphone, dei dispositivi mobili in classe, che è un decalogo molto ottimista, che ci dice quanto questi strumenti sono un'opportunità, che in parte è una cosa vera, ma sono, diciamo, quasi del tutto assenti per quanto riguarda le problematiche che questi strumenti comportano e che si sono mostrate sempre più apertamente. E quindi abbiamo delle posizioni anche da parte dei ministri, dei diversi ministri, che sono in parte contraddittorie, come ha ricordato Marco. È contraddittorio anche al momento attuale la posizione appunto dello sconsigliare gli smartphone in classe con l'acquisto di un sacco di attrezzature che sta avvenendo nelle scuole. E vediamo allora che cosa ci dice la ricerca. Appunto questa contraddizione dovremo in un qualche modo risolverla, cercare di spiegare meglio qual è il problema, quali sono le opportunità e quindi le scelte da fare. Che cosa ci dice la ricerca? Allora, nella ricerca ormai è consolidato il fatto che esiste un rapporto negativo tra la quantità d'uso degli schermi di vario tipo, compreso lo smartphone, e una serie di indicatori di benessere per i bambini e preadolescenti e adolescenti. Quindi rapporto tra intensità d'uso dello smartphone e performance scolastica, per esempio, è negativo. Al crescere dell'uso dello smartphone decresce la performance scolastica, al crescere dell'uso dei videogiochi è la stessa cosa, con pendenze più o meno elevate di questa curva. Notiamo che le performance scolastiche migliori e gli indicatori migliori di benessere li troviamo tra quei bambini, quegli adolescenti che usano molto moderatamente questi strumenti, quindi è come se ci fosse un punto massimo di beneficio massimo e poi una discesa, quindi fino ad arrivare a utilizzi molto intensivi che sono davvero in relazione a indicatori molto bassi di benessere. Non possiamo interpretare però queste evidenze in senso causale, quindi non abbiamo la certezza che sia appunto l'uso dello schermo che direttamente causa questo abbassamento. Potrebbe anche essere in parte che sono quelli i bambini e gli adolescenti che già hanno una serie di problematiche che usano di più gli schermi. Però al momento attuale abbiamo già dei tentativi, invece di andare a indagare con tecniche più sofisticate della semplice correlazione, l'impatto causale. E qui cosa troviamo? Che alcuni impatti causali sono stati in effetti dimostrati e vanno più nella direzione del negativo piuttosto che nella direzione del positivo, anche se non bisogna dimenticare che alcuni studi in direzione positiva ci sono. Quali sono queste indicazioni sui pericoli, quindi del causale diretto del digitale sul benessere? Ambiti fisiologici come il sonno,
l'uso intensivo sulle performance scolastiche, la introiezione, diciamo, di visioni idealizzate della realtà. Penso per esempio ai corpi femminili esposti nei social e all'impatto che questo ha sullo sviluppo, sull'autostima e sullo sviluppo soprattutto delle ragazze in questo caso, gli effetti della pornografia diciamo fruita per lunghi periodi. Ecco, su questo abbiamo già alcune evidenze. Quello che però è importante ricordare è che tutti questi effetti negativi si amplificano laddove c'è una fragilità. C'è una fragilità di tipo psicologico, c'è una fragilità di contesto sociale, c'è una fragilità a livello di cognitivo, di preparazione scolastica. Ecco, in questi casi noi notiamo dei valori, quindi degli effetti o delle correlazioni negative molto più ampie. Ecco, sul caso specifico dello smartphone, la retorica, diciamo, tecno-ottimista di cui parlavo prima ha generato un abbassamento dell'età di arrivo di questo strumento, sempre più pronunciato, ma negli ultimissimi anni notiamo un altro fenomeno, che le classi più avvantaggiate dal punto di vista socio-economico stanno cominciando invece a ritardare un po'. Questo ci mostra che c'è un discorso invece più preoccupato, un discorso pubblico più preoccupato che sta cominciando a fare breccia soprattutto in questo segmento socio-economico. Come dicevo prima, abbiamo dei risultati per dire che lo smartphone in tenera età si associa negativamente alle performance scolastiche, addirittura alla competenza digitale e anche al benessere, e che queste associazioni sono più forti laddove appunto c'è questa fragilità. Per concludere, quali sono i problemi, le frizioni maggiori che genera questo abbassamento? Il fatto che oggi la maggioranza dei bambini, per esempio della scuola secondaria di primo grado, abbiano in mano un proprio smartphone personale che gli consente di navigare liberamente in rete. Per esempio il tema della consegna dei compiti a casa su internet. Questo è un tema molto importante di frizione tra un sistema scolastico che ha cambiato le sue pratiche e dopo la pandemia usa normalmente il registro elettronico per fare le consegne dei compiti a casa o usa i link dei video su YouTube per le consegne dei compiti, e invece un'opinione pubblica che piano piano sta cominciando a percepire una serie di problematicità proprio in quella fase della preadolescenza, quindi la fase della secondaria di primo grado. Ci sono molte famiglie che sono in grande difficoltà a lasciare il proprio figlio o figlia magari da solo il pomeriggio a fare i compiti con una connessione, quindi con una autonomia di navigazione in solitudine. E questo è ampiamente giustificato sulla base dei risultati di ricerca che ho illustrato precedentemente. Quindi questa situazione in cui ci troviamo apre una serie di frizioni, e ho fatto un esempio, ma ce ne sono altri, che occorre sanare in qualche modo, e la posizione che immagino io e anche Marco vi presenteremo è una posizione in cui questo tentativo di sanare questi attriti è un tentativo collettivo. Non è un onere della singola famiglia, è un tentativo collettivo dove ci sono tanti attori, ognuno dei quali deve fare la sua parte. Grazie, grazie Marco. Mi verrebbe da chiederti subito una cosa rispetto a quello che hai appena raccontato, e cioè qualche esempio rispetto proprio a questa frizione che c'è e che in parte condivido tra la scuola che spinge molto sul digitale e poi le famiglie che sono un po' in difficoltà rispetto a questo. I compiti sicuramente sono un tema molto interessante perché fondamentalmente il registro elettronico sta creando veramente tanti problemi, perché proprio costringe, no? I genitori poi e anche poi si stanno innestando dei meccanismi
abbastanza interessanti dal punto di vista sociologico probabilmente, ma molto, molto preoccupanti dal punto di vista educativo, perché appunto banalmente dico una cosa ovviamente che chi ha figli conosce benissimo, se arrivano i voti sul registro elettronico in qualsiasi momento della giornata, a qualsiasi ora, durante i fine settimana, eccetera, è un'interferenza potentissima questa, per esempio, può essere un'interferenza potentissima all'interno di un contesto familiare dove piove improvvisamente questa informazione e fuori dall'orario di scolastico, cambia completamente il clima familiare, il programma che uno si è fatto per il fine settimana, cioè ci sono queste cose che ci vengono ovviamente riferite che sono proprio una mancanza di regolamentazione rispetto poi all'utilizzo che poi noi ci lamentiamo ovviamente con i bambini e con i ragazzini che non si sanno regolare, non si regolano, però poi il mondo che hanno intorno spesso è fatto da adulti che mettono i compiti per casa la domenica sera per il lunedì, oppure pubblicano appunto senza che ci sia una possibilità di regolamentazione. Ecco, volevo sapere cosa ne pensi un po' di questo. Sì, penso che io sono perfettamente d'accordo, senza voler colpevolizzare il singolo insegnante, penso che questa è la dimostrazione che c'è una sorta di inerzia culturale, cioè fino a pochi anni fa il discorso pubblico, come dicevo, era digitale uguale innovazione uguale bello, buono, benefico. Quindi il bravo insegnante era quello che introduceva più possibile la digitalizzazione vista come una leva di trasformazione benefica dell'insegnamento, dell'apprendimento, eccetera. La pandemia ha dato l'opportunità di ampliare molto queste pratiche digitali. Quello che notiamo è che ci sono instaurate appunto una serie di pratiche. Ecco, se mi lasciate lo schermo doppio così vado meglio, così vedo la reazione di Marco. Appunto, tu ne ricordavi alcune. Per esempio, noi ne cito alcune altre. Il fatto che le piattaforme commerciali, per esempio, prendiamo YouTube, sono degli fantastici strumenti per veicolare un contenuto. Il fatto è che questo contenuto è presentato in una modalità che è funzionale alla piattaforma stessa, che vuole monetizzare sulla nostra permanenza in questo ambiente. Ora, usare il video di YouTube, per esempio, come materiale da condividere con gli studenti è facile e come dire, viene a tutti la tentazione di farlo, però se ci ragioniamo bene, noi stiamo mandando gli studenti a studiare, quindi ad apprendere in un ambiente che non è affatto costruito per apprendere, ma è costruito per guadagnare attraverso la nostra attenzione, quindi è pieno di altre distrazioni, fa partire un video immediatamente dopo che è finito quell'altro, il famoso autoplay. Peraltro piattaforme che non dovrebbero neppure essere utilizzate autonomamente da bambini sotto i 14 anni, perché la nostra norma GDPR impedisce ai minori di 14 anni di stare autonomamente sulle piattaforme che implicano un consenso all'utilizzo dei dati. Quindi questa è un'altra di quelle pratiche che sono contraddittorie con altre voci istituzionali e con l'esperienza dei genitori. Il fatto di stare su YouTube a vedere un video è sicuramente meno efficace dal punto di vista dell'apprendimento, della memorizzazione, della comprensione del video rispetto a prendere il video, scaricarlo e farlo vedere in un contesto libero da altre stimolazioni. Questo c'è la ricerca che lo mostra. E in più spinge poi a stare in quell'ambiente per fare altre cose. Quello che ricordavi tu, la comparsa del voto nel registro elettronico, è molto assimilabile alla comparsa dei like dopo i post sui social, cioè un comportamento compulsivo che ci spinge a fare continuamente refresh per vedere se è arrivata la gratificazione sperata. Ora, questi comportamenti sono stati studiati approfonditamente nella fruizione che i giovani e gli adulti, anche noi adulti, abbiamo dei social, ma non sono stati studiati così tanto
rispetto per esempio all'uso del registro elettronico, ma la dinamica è molto simile. Quindi dobbiamo interrogarci su che cosa stiamo dando in pasto ai nostri figli. Ma poi c'è un problema più generale. Come società vogliamo prevedere una gradualità nell'accesso al mondo online, che sappiamo essere pieno di problematicità, oltre che di opportunità ai nostri figli. Allora, se questo si fa per tantissime sfere della vita, andare in bicicletta da soli, andare in giro da soli in una città, occorre farlo ovviamente anche nel campo digitale. Allora bisogna chiedersi che cosa i singoli attori devono fare. Adesso ci siamo concentrati sulla scuola, ma come dire, la scuola deve ripensare molte delle sue pratiche col digitale, ma sicuramente i genitori devono ripensarne altre, i pediatri devono capire come intervenire, le istituzioni. Quindi siamo davvero in un momento in cui, dopo l'era degli entusiasmi, io la chiamo così, i nodi vengono al pettine e ci accorgiamo che vanno ripensate alcune dinamiche, senza quindi colpevolizzare nessuno e neanche noi stessi, che magari 10 anni fa eravamo i fautori della digitalizzazione più estrema. Parlo in generale, non parlo personalmente, ma come società oggi dobbiamo ripensare. Quindi spero che oggi possiamo cominciare a appunto tirare fuori alcune delle cose più importanti in questo ripensamento. Grazie molte. Allora, io aggiungerei a questa diciamo, pennellata di contesto 3 aspetti prima di passare alla parte in cui vi racconto questi progetti sistemici di cui parlavo prima. Diciamo, ho scelto 3 argomenti preliminari per completare un po' il quadro che ci ha fatto adesso il professor Gui. Il primo, questi 3 argomenti li presento attraverso 3 brevi video. Il primo tema, a completamento del quadro, riguarda un fatto molto importante che è avvenuto e che impatta moltissimo con il benessere digitale e con quello che ci aspetta in prospettiva, è l'arrivo degli schermi in generale, non tanto nella preadolescenza dove sono già assodati, non tanto nella scuola primaria che è l'ambito in cui spesso arriva lo smartphone per la prima volta, ma ancora prima, nella fascia 0-6. Quello che è accaduto negli ultimi anni è che gli schermi sono arrivati nelle mani dei bambini molto molto piccoli, che sono entrati nelle routine familiari di bambini e di famiglie che sono anche di pochi mesi, e tanto che tutte le società di pediatria dei più importanti paesi del mondo, nel 2016 gli Stati Uniti, nel 2018 l'Italia, nel 2019 la Francia, nel 2021 l'India, si sono sentite in dovere di scrivere delle raccomandazioni proprio sull'utilizzo degli schermi nella fascia 0-6. Ecco, l'assenza fisica. Cioè avere degli adulti, questo è capitato nell'esperienza di vita di tantissimi bambini, soprattutto durante la pandemia, avevano gli adulti sempre in casa, ma avevano gli adulti in casa che erano sempre al telefono, al computer, che andavano avanti e indietro, che lavoravano da casa ovviamente, ma che hanno continuato a farlo anche dopo. Quindi ogni volta che noi prendiamo un telefono in mano facciamo questa cosa bellissima di collegarci con la nostra rete sociale, ma poi c'è questa contraddizione di fondo bellissima e molto interessante, che mentre ci colleghiamo con la nostra rete sociale ci scolleghiamo dalle persone che sono fisicamente vicine, cioè ce ne andiamo da un'altra parte, e questo ovviamente ha un grandissimo impatto dal punto di vista della relazione, della sicurezza emotiva, di tutta una serie di aspetti anche psicologici. Poi l'altra cosa molto molto importante è il fatto delle frustrazioni che noi eravamo abituati, la capacità di attendere e la capacità di stare da soli. Che in una parola che poi noi usiamo tantissimo nel progetto che poi vi presenterò, che si chiama appunto Custodi Digitali, è il principio dell'autoregolazione. Cioè il fatto che tu ti abitui comunque a non avere sempre uno stimolo esterno, ma a regolarti per conto tuo, che è la stessa capacità che poi serve quando sei in un banco di scuola a stare fermo per
un certo numero di ore e sono queste le capacità che i bambini molto piccoli stanno purtroppo rischiando di perdere, ed è il motivo per cui c'è un aumento esponenziale di bambini poi che hanno problemi ovviamente poi di iperattività, che non riescono a stare fermi, che non riescono a stare attenti, che non riescono a stare concentrati. Ci sono una serie di problemi anche dal punto di vista fisico che riguardano per esempio l'aumento pazzesco dei casi di miopia, cioè i bambini non riescono più a guardare da lontano. Per quale motivo? Perché tutte queste capacità vanno allenate, e quindi se io non alleno l'occhio a guardare lontano perché sto tante ore sullo schermo, a un certo punto questa capacità non ce l'ho più. Questo tema è un tema ovviamente molto molto importante, è un tema che avrà un grossissimo impatto dal punto di vista proprio sanitario, per questo noi siamo andati a cercare i pediatri, per fortuna ne abbiamo trovati appunto e stiamo lavorando con i pediatri perché è un problema di salute pubblica. Quindi questo è il primo tema, l'arrivo degli schermi nella fascia 0-6. Il secondo tema che vi propongo, facendo un salto, è quello invece collegato esattamente al tema di questo festival, che è quello della dipendenza. Perché? Perché siamo tutti diventati dipendenti da questi strumenti. L'iperconnessione ci ha resi tutti dipendenti, anche perché questi strumenti poi hanno una vita autonoma che continua anche nonostante quello che noi stiamo facendo offline. In questo momento io sono qui a parlare con voi, ma il mio alter ego virtuale sta comunque lavorando per conto suo, perché i miei profili ricevono like, le mail mi arrivano, ricevo delle notifiche, per cui c'è una vita online che continua indipendentemente da quello che faccio. E questa cosa ha comunque un impatto molto forte, perché noi in realtà, mentre viviamo la nostra vita, abbiamo sempre un pezzo del nostro cervello che sta da un'altra parte, e quando questo pezzo di cervello non è piccolo ma è grande, rischiamo di essere meno presenti, come ci ricordava prima. Ecco, sulla dipendenza e sui meccanismi soprattutto della dipendenza collegati al web, vi propongo un altro breve video tratto anche qui da uno psicologo che si chiama Sinek. Questi interventi li trovate tutti online, che ci spiega esattamente e molto bene questo meccanismo, e quindi ve lo propongo velocemente. So you have an entire generation growing up with lower self-esteem than previous generations, right? Through no fault of their own. Right? They were dealt a bad hand, right? Now let's add in technology. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, hi, 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 because it feels good when you get a response, right? Right? It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower. Did I do something wrong? Do they not like me anymore? Right? The trauma for young to be unfriended, right? Because we know when you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive, right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones, which is the equivalent of opening up the liquor cabinet and saying to our teenagers, hey, by the way, this adolescence thing, if it gets you down. But that's basically what's happening. Right? That's basically what happened. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress of adolescence. Why is this important? Almost every alcoholic discovered alcohol when they were teenagers. When we're very, very young, the only approval we need is the approval of our parents. And as we go through adolescence, we make this transition where we now need the approval of our peers. Very frustrating for our parents, very important for us. It allows us to acculturate outside of our immediate families into the broader tribe, right? It's a highly, highly stressful and anxious period of our lives, and we're supposed to learn to rely on our friends. Some people, quite by accident, discover alcohol and numbing effects of dopamine to help them cope with the stresses and anxieties of
adolescence. Unfortunately, that becomes hardwired in their brains, and for the rest of their lives, when they suffer significant stress, they will not turn to a person, they will turn to the bottle. Social stress. Ok? Ecco, questo è molto interessante perché è uno dei temi fondamentali quando parliamo di benessere digitale, di regolamentazione. E qua spiega molto bene, no? Che i processi sono simili, c'è appunto la dopamina, che sono gli stessi processi poi psicologici che sono innestati all'interno di altri tipi di, come appunto il gioco d'azzardo, il fumo e l'alcol, solo che per alcuni di questi ci sono dei limiti di legge, mentre per i social media pare di no. Quindi effettivamente è molto interessante tutto poi questo discorso che si innesta sopra il fatto di cercare appunto di regolare, di dare le limitazioni e poi, lo dirà successivamente in questo video, di provare proprio a bilanciare le due cose. Il terzo stimolo che ho preparato riguarda un altro tema che secondo me dobbiamo tenere presente quando parliamo di digitale, di benessere, di adolescenti e del contesto in cui siamo, che è quello dell'intelligenza artificiale, non tanto perché è un tema che va di moda, ma perché il contesto, spesso le tecnologie hanno questa parte sfidante molto forte che cambia il contesto talmente rapidamente che noi non riusciamo altrettanto rapidamente ad avere un pensiero critico su quello che sta succedendo, perché le trasformazioni sono rapidissime, sono velocissime. E quindi noi abbiamo a che fare, per esempio, in questo momento con ChatGPT, che ha avuto un livello di penetrazione che nemmeno il più potente dei social media ha avuto, perché in 4 mesi ha raggiunto 100 milioni di persone. Anche Facebook ci ha messo un anno a raggiungere 100 milioni di persone, TikTok ci ha messo 9 mesi a raggiungere 100 milioni di persone, ChatGPT ci ha messo 2 mesi. Allora, se in 2 mesi ci cambia il contesto, e in maniera anche, è ovvio che noi come educatori, come professionisti, come genitori, siamo comunque sempre molto in difficoltà e dobbiamo essere consapevoli che rispetto al benessere digitale abbiamo un grandissimo lavoro da fare e di continuare a fare di informazione, di attenzione e di ascolto rispetto al contesto. E rispetto all'intelligenza artificiale non è un tema che riguarda il nostro futuro, ma è un tema che riguarda il nostro presente. Faccio 2 esempi, uno ve lo racconto e l'altro ve lo faccio vedere in video. Quello che vi racconto fa parte, credo, dell'esperienza quotidiana di noi tutti, per capire quanto gli algoritmi stiano condizionando non solo i nostri adolescenti, i nostri ragazzi, i nostri bambini, ma anche le nostre vite. Se uno di noi va in banca e chiede un prestito, non è più il direttore della banca a concedere il prestito, è l'algoritmo a concedere il prestito o no. E a volte il direttore della banca si deve scusare col cliente, che magari conosce da 20 anni, perché sono le informazioni che vengono raccolte da tutti i motori di ricerca, da tutto quello che noi non vediamo e fa parte comunque del mondo digitale, a definire chi sono io come consumatore affidabile oppure no. Quindi gli algoritmi decidono già delle cose che fanno parte della nostra vita, lo decidono già adesso. Alcune sfide riassuntive, diciamo, rispetto a quello che abbiamo detto, provo a elencarne 5. La prima è la protezione delle relazioni dirette, quindi di fare in modo che, e questa è una cosa molto importante che noi ovviamente cominciamo a dire già in età pediatrica, fare in modo che rispetto al fatto che tutti noi abbiamo gli smartphone anche negli ambienti familiari, a casa, eccetera, quando siamo con le persone fisicamente dobbiamo probabilmente fare delle scelte, quindi proteggere le relazioni dirette. Ce lo ricordava anche il primo video che abbiamo visto. L'altra è quella di bilanciamento dei tempi, quindi
ci sono è molto importante trovare appunto un punto di equilibrio. Questo è importantissimo farlo anche con i bambini e con i ragazzi, che non sono assolutamente in grado di darsi dei tempi, di bilanciarsi. È l'adulto che regola il bambino, quindi è l'adulto che deve dare i tempi, che deve dire è ora di fare qualcos'altro, che deve bilanciare. È fondamentale la creazione di spazi vuoti, quello che dicevamo prima, allenare la frustrazione, fare in modo che i meccanismi mentali cognitivi delle persone in via evolutiva siano in grado poi di reggere delle frustrazioni anche semplici, e quindi non siano queste capacità vanno ovviamente allenate, sono la base della creatività anche. Probabilmente con gli adolescenti bisogna anche evitare che aumenti l'isolamento che si sono portati dietro dalla pandemia e inventare nuove occasioni di socialità in cui le abilità sociali vengano esercitate e imparate. Quello che si diceva prima, una delle differenze fondamentali tra reale e virtuale, per esempio, è che le abilità sociali non si possono imparare attraverso i video, purtroppo. Bisogna essere fisicamente presenti all'interno di un gruppo e bisogna allenarsi con persone presenti, altrimenti questa cosa non avviene semplicemente. Quindi i nostri adolescenti hanno questo grosso tema, questo grosso problema di avere poche attività di gruppo, di essere isolati anche purtroppo quando sono a scuola, perché avere il telefono vuol dire che tu nei momenti informali, invece che fare le esperienze che i giurassici come noi 30 anni fa facevano nei cambi d'ora, a ricreazione, che erano i momenti in cui si allenavano le capacità sociali, quindi ci si guardava intorno, si capiva un po', adesso se si prende il telefono in mano queste cose non avvengono, quindi bisogna inventare delle occasioni di socialità. E poi appunto il tema dell'educazione, che è fondamentale, quindi cercare sempre di capire, di informarsi. Due cose velocissime sui progetti di tipo sistemico. Allora, il primo che cito velocemente si chiama Custodi Digitali, è un progetto di educazione familiare dalla nascita che risponde a una domanda, che è la seguente: come facciamo a raggiungere con delle informazioni tutti i genitori di un territorio, di una comunità, anche i genitori che non verranno mai a nessun corso di formazione in vita loro, che sono i più bisognosi spesso di avere delle informazioni, perché sono i nuclei familiari più fragili. Come facciamo a raggiungere questi genitori qua? Perché noi facciamo tantissime attività di formazione, facciamo serate ai genitori, poi alle serate ai genitori vengono sempre gli stessi, sempre quelli che non hanno bisogno, sempre i più motivati, quelli che hanno più bisogno sono sempre a casa. Quindi come facciamo a raggiungerli e come facciamo a raggiungerli presto? L'idea di fondo è stata questa. Un po' stimolati da quello che dicevo all'inizio, che gli schermi arrivano sempre prima, e un po' anche dalle ricerche che stanno dimostrando appunto che nello 0-6 arrivano gli schermi, abbiamo coinvolto i pediatri di famiglia. Quindi la base di questo progetto è la novità: il pediatra di famiglia diventa un nostro alleato nell'educazione digitale. Un pediatra ha un parco macchine di un migliaio di genitori, 1000-1200 bambini circa, ok? Quindi se il pediatra di famiglia diventa nostro alleato, cioè diventa la persona che parla con i genitori di educazione digitale dalla nascita, riesce a fare un lavoro di informazione e di prevenzione rispetto all'utilizzo degli schermi, noi facciamo un'attività di prevenzione, di informazione straordinaria. Primo, perché raggiungiamo tutte le famiglie, perché dal pediatra ovviamente vanno tutti, e secondo, perché partiamo molto molto presto, partiamo dalla nascita, cioè quando le abitudini familiari si stanno formando. Sulla base di questa intuizione, 4 anni fa abbiamo elaborato con un gruppo di pediatri del Friuli Venezia Giulia degli strumenti, siamo riusciti a realizzare delle schede per genitori e abbiamo costruito un modello di intervento che prevede che il pediatra di famiglia, durante le visite filtro, che si chiamano bilanci di salute, quindi non quando il genitore va con il bambino che sta male, ma quando si fa l'incontro in cui il pediatra deve già fare una serie di attività di tipo proprio anamnestico, clinico, quindi deve misurare il bambino, pesarlo, dire al genitore cosa deve fare in quella fascia d'età, abbiamo aggiunto in 6 fasce d'età diverse, quindi alla nascita 0 mesi, 6 mesi, 1 anno, 3 anni, 6 anni, 10 anni, 14 anni, abbiamo aggiunto dei consigli sull'educazione digitale. Quindi
il medico diventa l'esperto che è in grado di accompagnare il genitore anche su questo tema. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo con i pediatri di famiglia perché ci hanno aderito con entusiasmo a quest'idea, siamo riusciti a costruire delle schede, poi loro stessi hanno detto ma queste schede che abbiamo fatto sono bellissime, facciamo la formazione di tutti i nostri colleghi perché tutti devono sapere questa cosa, quindi siamo passati da un gruppetto alla provincia di Pordenone, dalla provincia di Pordenone nel 2022 tutta la regione Friuli Venezia Giulia. In questo momento abbiamo una rete nazionale di circa 350 pediatri che hanno aderito da quasi tutte le regioni italiane a questo progetto, per cui è molto importante la dimensione poi di questa attività, perché un pediatra, appunto, 1000 bambini, fate due conti, 320 pediatri sono 320.000 famiglie, 320.000 bambini, cioè è ovvio che rispetto ai milioni di bambini siamo ancora lontani, però l'idea è proprio questa, di raggiungere tutti e di fare degli step attraverso i quali poi, insieme ai pediatri di famiglia, noi poi lavoriamo nel territorio con i nidi, le scuole dell'infanzia, quindi creando un contesto educativo coerente, dove il genitore comincia a sentire che questo è un tema importante, perché te ne parla il medico, quindi è un tema di salute, comincia a capire che alcune abitudini che noi vediamo possono essere modificate e sono dannose per i bambini, perché i bambini hanno bisogno ovviamente, soprattutto in quella fascia di età, di muoversi, hanno bisogno di fare esperienze dirette, non servono assolutamente gli schermi, sono dannosissimi, soprattutto da 0 a 2 anni, quindi ci sono una serie di informazioni che attraverso questo progetto si riescono a dare a tantissimi genitori e a tantissime famiglie. In questo momento c'è anche una proposta di formazione a distanza disponibile per tutti i pediatri italiani e ci sono appunto le schede per genitori. Abbiamo anche scritto l'anno scorso una guida per i pediatri di famiglia e una guida per genitori sull'educazione digitale dalla nascita. Questo tema l'abbiamo presentato anche al Ministro della Salute e siamo andati a fare una capatina anche in Parlamento a presentarlo proprio insieme al professor Gui e a Paolo Beccherucci, che è il presidente della SICUP. Questo progetto in questo momento è promosso dall'Associazione Media Educazione e Comunità, dall'Università Milano Bicocca, Centro per il Benessere Digitale, e da SICUP, Società Italiana Cure Primarie Pediatriche. Questo è un'attività molto interessante proprio dal punto di vista sistemico, perché l'idea è quella di arrivare con delle indicazioni specifiche a tantissimi genitori e di farlo in maniera sistematica, quindi ogni anno. Il secondo progetto che cito risponde alla seconda domanda, e cioè c'è un modo per far sì che chi va a navigare in internet, i bambini che arrivano, possa farlo con un po' più di consapevolezza e almeno facendo un percorso di base in cui tutte le informazioni che gli servono gli sono date, e la risposta è il patentino per lo smartphone, e cioè partendo dal documento europeo sulle competenze digitali, che è il Digicomp, sviluppare delle attività a scuola, in classe, che possono fare direttamente gli insegnanti, quindi delle schede attraverso le quali si fa un percorso di avvicinamento al mondo digitale per i ragazzini. E soprattutto noi abbiamo individuato la prima media come età proprio ponte, perché è il momento in cui gran parte dei ragazzini ha uno smartphone in mano, ma è anche il momento in cui si cambia scuola, si diventa più grandi, e quindi si possono affrontare alcuni argomenti. E quindi questo è un altro progetto sistemico che abbiamo fatto in tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia. Alla fine c'è questo momento simbolico anche del patentino, che non è l'autorizzazione ad usare lo smartphone, ma è l'attestazione che tu hai delle competenze di base che ti consentono di capire dove sei quando sei online. Gli argomenti sono tutti molto importanti, perché si va dal funzionamento di internet, dal punto di vista tecnico, anche le emozioni online, che cosa succede quando ti arrivano, cioè come fare a reagire emotivamente, le responsabilità, tutto questo tema importantissimo che non devono sapere solo i genitori ma anche i ragazzi, la navigazione in sicurezza e anche il benessere digitale, che è ovviamente un altro modulo.
Terminerei con questo progetto, su cui poi lascio la parola anche a Marco Gui per magari un pensiero finale sulle cose che possono essere, diciamo, di sintesi, sui patti digitali di comunità, che risponde alla terza domanda fondamentale, e cioè: è possibile che i genitori siano meno isolati rispetto alle scelte che fanno? I patti digitali sono la risposta a questa domanda, che cerca di dare la possibilità a gruppi di genitori di riunirsi, di cercare delle regole comuni, di sottoscrivere un documento e poi di creare delle alleanze educative locali. Ho esaurito, credo, gran parte del mio tempo, e quindi lascio la parola a Marco Gui, che magari rispetto a questi progetti sistemici, prego. In una battuta, perché poi abbiamo molte domande, Certo. anche a cui Scusate. sottoporvi. Sì, allora la battuta è: abbiamo proprio bisogno di decidere insieme qual è la gradualità che noi auspichiamo e le competenze che noi vogliamo fornire in ciascun stadio di questo percorso, perché l'autonomia alla navigazione autonoma sia guadagnata gradualmente e arricchita in ciascuno stadio di competenze utili, che sono competenze digitali in senso stretto, ma anche competenze invece non digitali, come quelle che raccontava prima Marco Grollo, per esempio relazionali, che devono associarsi a quelle digitali. Quindi questo momento storico è quello in cui noi dobbiamo costruire questa gradualità, uscire un po' da quella ingenua euforia dei primi decenni e metterci d'accordo su qual è questa gradualità e che cosa i diversi attori devono fare per agevolare questo processo. Ecco, chiudo qui. Grazie professore, lascio la parola alla dottoressa Naccarella per un commento, eventualmente per una prima domanda. Sì, allora intanto volevo ringraziare i relatori che ci hanno portato così veramente per mano, no? Ad addentrarci in quello che è l'impatto sia a livello individuale che a livello anche sociale, sistemico dell'uso del digitale, no? Ecco. Devo dire anche che penso che questo sia un buon momento, nel senso che ormai sono diversi anni che il digitale è entrato nelle nostre vite e, come avete presentato, all'inizio ha creato posizioni anche molto diverse, anche discordi, no? In questo momento mi pare che siamo arrivati a un momento di quiete per cui possiamo in parte, no, guardarci indietro e fare delle riflessioni e prenderci un tempo, che è il tempo, lo spazio di pensiero, che è un valore fondante proprio rispetto all'acquisizione di una competenza e di una consapevolezza. Consapevolezza prima e poi competenza, che è proprio esattamente in direzione opposta a quello che è invece la sollecitazione continua a cui ci espongono proprio i mezzi digitali, no? Per cui, come dicevano i relatori, noi siamo in questo momento qui, ma nel frattempo riceviamo la nostra immagine, che è un aspetto identitario comunque, che ci appartiene, con cui prima o poi dobbiamo integrarci, magari la sera, il sabato, la domenica, in quello che sarebbe uno spazio invece che potrebbe e dovrebbe essere altro, no? Anche in cui ci si ferma, ci si pensa e ci si integra, no? Si integrano parti di noi, piuttosto che si permette di vivere anche un aspetto più intimo, che può essere quello con gli amici, con i propri cari, no? In cui anche non solo diamo ma riceviamo, perché questa è la grande occasione dell'incontro reale con le persone, è quello proprio anche che hai l'occasione di ricevere, di fermarsi, di ascoltare e di poter quindi anche crescere, magari cambiare opinione. Io ho anche una domanda finale, ma prima diciamo che le relazioni mi hanno portato a soffermarmi su alcune parole. Il concetto di ruolo. Il ruolo che è diverso, il ruolo dell'adolescente, del bambino, dell'adolescente e il ruolo del genitore. E questa differenza è importante perché è una differenza che permette poi l'evoluzione della persona. Se noi cerchiamo di togliere
il ruolo, in realtà andiamo in un territorio che è molto più confuso, perché i ruoli ci aiutano. Per esempio, amo molto la parola custode digitale. La parola custode la trovo estremamente delicata, perché il custode è colui che si prende cura, che mi tiene in mente, che mi accompagna e mi insegna. Ed è anche qualcuno a cui io mi posso appoggiare, e quindi qualcuno che mi permette di non sentirmi solo. Molte volte l'uso dei media, abbiamo detto, che apparentemente fanno sentire in compagnia, ma in realtà creano anche una solitudine. E quindi la possibilità invece di utilizzare i media in modo consapevole, magari anche scambiando esperienze, ecco, mi permette di governare, no? Di essere consapevole e quindi di non perdere la centralità e l'importanza che ha anche la scelta. L'altra parola importante che è emersa oggi è l'attesa. L'attesa, perché l'attesa crea un desiderio, l'attesa definisce il desiderio, che è in contrapposizione all'urgenza, che è quella di soddisfare un bisogno. Il desiderio invece è quello che permette anche l'arricchimento del desiderio stesso, diciamo, no? Ecco. Quindi questa era un'altra suggestione importante. Il concetto del confine. Bellissimo l'esempio che in realtà credo che tutti viviamo, che in un momento in cui stiamo facendo una cosa ci arriva un messaggio e ci catapulta, talvolta anche in maniera violenta, perché è in attesa, in una dimensione temporale, relazionale, affettiva, emotiva, diversa. In quel momento non siamo più nel qui e ora con questa persona, ma già, no? Siamo in un'altra parte. Oppure condiziona, facevamo l'esempio dei voti durante la domenica, no? Nel senso che nella relazione col figlio magari arriva il voto o positivo o negativo e immediatamente cambia il modo con cui io sto guardando e mi relaziono col figlio, no? Ecco. E quindi facciamo entrare un'altra dimensione che è quella non della relazione genitore-figlio, ma è genitore-alunno, che forse invece spetta al docente e magari non ha ancora consegnato il compito al ragazzo, per cui abbiamo una conoscenza che in realtà è parziale, però ci condiziona e quindi le relazioni sono veramente estremamente condizionate. Credo che l'aspetto più importante sia quello veramente di riuscire a cogliere l'occasione che offrono questi strumenti, mantenendo però un'individualità che ci permette anche una maggior autoregolazione, capacità di autoregolazione. La domanda breve che pongo è questa: com'è che possiamo in qualche modo far aumentare la consapevolezza, anche il desiderio di consapevolezza, senza sembrare giurassici, appunto, no? Perché molte volte quando anche, sia come adulti, ma anche, non so, come curanti, no? Ci rivolgiamo ai ragazzi o anche ai genitori, veramente sembriamo giurassici, no? Ecco, quindi come riuscire a far percepire, far ascoltare i genitori, rendere i genitori più attenti, ma anche i preadolescenti e gli adolescenti, a quelli che possono essere anche eventuali rischi, no? Ecco, senza sembrare appunto noiosi. Ecco. Dico una cosa io velocemente, poi lascio anche ovviamente al professor Gui. Secondo me la cosa più importante rispetto a questo è creare delle alleanze. Cioè il fatto che non sia solo il pediatra, non sia solo l'insegnante, non sia solo... Cioè deve esserci un contesto educativo coerente dove le figure professionali di cura si parlano e rispetto a questo tema si mettono d'accordo. Cioè il genitore ascolta se sente che questo messaggio viene rinforzato da qualcun altro, o se c'è il genitore dentro i patti digitali che con lui ha fatto un percorso per cui fa la stessa cosa, oppure se facciamo questo lavoro molto difficile, ma assolutamente fondamentale, di far parlare insieme tra di loro i servizi, che è uno degli obiettivi del progetto Custode Digitali, il fatto che
il pediatra poi vada comunque a collegarsi con i nidi e con le scuole dell'infanzia, e spesso proprio per la storia, e questi servizi sono spesso scollegati, nel senso che a volte ci sono in uno stesso territorio i nidi privati o pubblici e le scuole dell'infanzia che non si conoscono, il personale banalmente non si conosce, poi magari lavorano con gli stessi bambini, con le stesse famiglie, quindi è questo secondo me un lavoro fondamentale da fare incontrare in uno stesso territorio i professionisti, poi il pediatra magari che non conosce il neuropsichiatra o che poi arriva lo psicologo, cioè ci sono magari tante figure esterne che intervengono magari sullo stesso nucleo familiare, sullo stesso bambino, che magari non si parlano, quindi una delle cose fondamentali secondo me su questo tema è proprio il fatto di unire i professionisti e di fare fronte comune rispetto a poche cose, ma fondamentali, che siano però coerenti e costanti, e con cui il genitore poi capisca che deve andare in quella direzione perché appunto viene da più parti. Questa secondo me è una cosa fondamentale su cui, senza la quale è molto difficile ottenere il risultato che uno effettivamente magari modifichi dei comportamenti o si ponga il problema, che se c'è un solo professionista non basta, bisogna proprio creare l'alleanza proprio educativa. In modo anche che i genitori si sentano meno soli, supportati e non giudicati, no? Sì, ecco. sì, io direi anche questo. Loro, perché il custode è anche per i genitori, non è solo per il ragazzo. La parola piace moltissimo anche a me, sì, mi piace anche perché poi è stata scelta non a caso da un pediatra proprio, nel senso quando abbiamo scelto questo progetto e dovevamo dargli un nome, a un certo punto abbiamo detto ma come lo chiamiamo? Abbiamo fatto come al solito, poi questo pediatra straordinario ha detto no, lo chiamiamo così, perché questo termine racchiude tutti i significati appunto che avete raccontato, ed è veramente un accompagnamento quello che vogliamo fare, quindi un crescere insieme fondamentalmente. E questo è diventato il nome del progetto. Sì. Vorrei girare una domanda anche al professor Gui. Prego. Perché Maria Teresa, che ci ha scritto da uno dei canali social del festival, dice: buongiorno, lavoro in un istituto comprensivo in cui si sta spingendo tantissimo sulla digitalizzazione nella fascia d'età 3-6. Come possiamo fare? Punto di domanda, probabilmente la domanda è come possiamo fare a contenere, arginare o a dare un senso anche a queste proposte. Ma sì, qui il tema è spinoso perché non si può neanche come dire, condannare qualsiasi utilizzo del digitale con i bambini, quindi bisogna distinguere sostanzialmente tra un uso guidato, pensato, significativo e limitato del digitale a supporto di competenze ben precise, ovviamente con una invece maggioranza del tempo speso in attività che ci coinvolgano fisicamente nella relazione fisica con gli altri, e invece un utilizzo del digitale, che è quello che per il momento va per la maggiore nella quantità di tempo che i bambini spendono con gli schermi, che è su piattaforme commerciali, non guidato, per passare il tempo, per non dover gravare sui genitori, cosa che ovviamente qualche volta i genitori sentono come necessaria. Ecco, dobbiamo fare questa distinzione. Quindi se ho in mente un progetto che ha queste caratteristiche, quindi un uso limitato, significativo, guidato e diciamo finalizzato a competenze specifiche, questa cosa può avere un senso anche all'età 3-6 anni, ma ricordiamoci che la priorità non è quella. I bisogni dei bambini, come ricordavano prima gli altri relatori, non sono quelli a quell'età, quindi può essere un complemento che non è da condannare in sé. Ecco, io darei questo suggerimento, stando sempre attenti alle evidenze della letteratura, perché più si scende con l'età, più le evidenze sono solide sugli effetti collaterali. Quindi attenzione a essere consapevoli degli effetti collaterali e a usare queste tecnologie proprio per specifici obiettivi ben delineati e limitati. Grazie professore, è molto chiaro. Abbiamo moltissimi interventi da internet, ci scusiamo perché non riusciamo sempre a dare spazio
a tutte le persone che però ringraziamo, invitiamo a continuare a scriverci. Per esempio da Facebook una persona ci scrive: un aspetto molto interessante è quello della mancanza di pause, mi fa pensare al fatto che abbiamo perso anche la capacità di tollerare la noia. Questo fra l'altro è un argomento che abbiamo toccato anche con altri relatori nei giorni scorsi. Paola dice: l'espressione on life definisce il nostro vivere iperconnessi, che è stata citata prima, e Maria Teresa ha scritto la domanda che appunto vi ho appena letto. Poi c'è Benedetta che ci scrive dall'Ohio, dagli Stati Uniti, quindi siamo ben contenti di ricevere il suo saluto e l'apprezzamento, e poi Roberta da Padova che dice: grazie per tutte le informazioni che ci date. Infine Donatella da Facebook: grazie, incontro bellissimo, fra le altre è davvero interessante la critica fatta al registro elettronico. E poi Barbara: grazie per le proposte operative da portare ciascuno nel proprio territorio. Quindi speriamo anche che queste siano occasioni per stimolare il desiderio di altre realtà educative ad imitare esperienze positive come queste, perché le possibilità effettivamente ci sono, le esperienze dicono che si può fare qualcosa, come ha ben detto Marco Grollo all'inizio. Siamo educatori e vogliamo anche incidere sul piano dell'azione, oltre che in quello della conoscenza, piano invece sul quale ci ha aiutato tantissimo il professor Marco Gui, che ringraziamo per aver portato il suo contributo a Cambio Gioco. Grazie a voi. Grazie mille, speriamo di avere altre occasioni di trattare con voi questi argomenti. Grazie mille alla dottoressa Naccarella che è stata qui con noi e ci ha aiutato ad approfondire gli stimoli che abbiamo ricevuto. Grazie Marco Grollo per anche l'illustrazione di queste bellissime esperienze che avete creato. Grazie a voi. Vi aspettiamo questa sera alle ore 20:30, sempre qui alla Sala della Carità di Padova, con Matteo Lancini e Alberto Pellai per un incontro dal titolo L'arte di ascoltare, una risposta alle esigenze profonde degli adolescenti. Potete trovare questo video e tutti gli altri materiali di promozione e naturalmente l'intero programma sul nostro sito www.cambiogiocou6.it. Ringraziamo ancora tutte le persone che ci seguono. UL6 Eugania vi augura una buona continuazione di serata e vi aspetta questa sera al prossimo appuntamento di Cambio Gioco. Arrivederci.